Allora, adesso signori abbiamo invece la possibilità di avere qui sul palco, poi per me come dire in Piazza Vittorio è anche un luogo pieno di reminiscenze, signori e signori, non soltanto diciamo un musicista, un produttore, signori e signori, il nostro Max Casacci. Oh, ecco, Max, benvenuto. Facciamo un applauso al nostro Max Casacci. Ti ho aperto il microfono, adesso trovo. Ecco, buonasera a tutti. Siamo riusciti a mandare anche in direi la sigla. Benvenuto, Max. Intanto, come dire, è una serata speciale perché non sei neanche arrivato e già hai ricevuto un premio. Io qua non so se posso, se si vede, ma qui hai una targa praticamente. No, non è uno scherzo, veramente è successo così. Eravamo fuori, ciao Max, come va? Come non va? È arrivato un dirigente diciamo di un paese dell'est comunque che ti ha portato questa targa qui, che targa è, vogliamo dirlo? Una premessa doverosa. A Torino da 40 anni c'è una persona meravigliosa che si chiama Giulio Tedeschi, sì, è vero, della Toast Records, che è un grande resiliente, un grande resistente, un grande visionario, ed è stata proprio la prima persona con cui a Torino ho fatto anche delle cose serie come tecnico produttore, e ad un certo punto ha deciso che il suo premio Toast dell'anno andava ad un album che è un album sperimentale a cui io tengo moltissimo, realizzato da me e da Daniele Mana, alias Vaghestelle, alias Mana, ed è un lavoro molto particolare che abbiamo fatto, realizzato a Murano per la Biennale di Venezia, andando a registrare tutto il processo di lavorazione del vetro in una fornace di Murano per sonorizzare una grande mostra di arte contemporanea internazionale di opere in vetro proprio alla Biennale di Venezia. Il risultato di quella sonorizzazione è stato così incoraggiante che questa cosa è venuta, diciamo, abbiamo voluto dare una forma anche di album a quell'esperienza, e questo album, secondo Giulio Tedeschi, è stato l'album più interessante dello scorso anno e ha meritato il premio Toast, e devo dire che anche per un cortocircuito storico della mia vita ho gradito veramente tantissimo, e questa sera mi ha portato proprio fisicamente, per la prima volta non l'ho ancora vista, il premio che ora vi mostro. Anzi, vabbè, adesso va bene che siamo a Torino, però facciamoglielo un applauso. E io farei un applauso a Giulio Tedeschi perché presente. Giulio Tedeschi che c'è, che è una persona un po' schiva, Giulio, quindi lo so che diciamo lui c'è, voi però non lo facciamo vedere troppo perché lui c'è ma non facciamo vedere. Allora Max, io avrei potuto dire praticamente quasi le stesse cose diciamo nei tuoi confronti, perché poi praticamente qui in Piazza Vittorio avevi lo studio precedente che era Casa Sonica, e quindi devo dire che insomma ammetto subito di non poter fare un'intervista imparziale perché diciamo a me mette in soggezione già rivederti solo in Piazza Vittorio, ecco, per certi versi. Detto questo, anche il destino vuole che in questo momento sei in una fase particolare per un musicista, perché stai scrivendo delle canzoni, e neanche delle canzoni così per un progetto che ogni tanto fai, se non sbaglio stai facendo proprio delle canzoni per la tua cosa di questo momento qua, per la tua band. Sì, diciamo che mi sono preso una vacanza un po' come abbiamo sempre fatto fra un album e l'altro, diciamo ci sono sempre state un po' di scappatelle individuali parallele. Io tendenzialmente ho sempre fatto il produttore, cioè ho lavorato a dischi altrui. A questo giro invece mi sono dedicato a progetti miei, di cui questo album del vetro, Glasstress, è uno, l'esperienza elettronica con Ninja di Demonology Hi-Fi è stata un'altra. Eravate diciamo in giro come dei predicatori, diciamo predicatori del gru, degli esorcisti, esorcizzavate praticamente quelli che non vanno a tempo, come senso, era una sorta di trattamento. Anche chi fa brutta musica, esorcizziamo. Ci vuole. Poi a un certo punto nel frattempo sei riuscito anche ad andare nelle isole Svalbard, non a farti solo una vacanza, a fare una sonorizzazione di una sorta di, come potremmo chiamarla, una serra di semi, adesso io parlo in maniera, però veramente non sto scherzando, andate a vedere, ci sono le immagini, adesso lui ve lo spiegherà bene, però hai fatto una cosa del genere. Faceva freddo? Ho collaborato, vi facciamo una premessa, collaboro ormai da diversi anni con un collettivo di produttori, i The Producer, non De come Beatles ma De come Divos, De Produttori praticamente. De Produtto, e questo De Produttori sottraiamo certo. Diciamo a tutto quello che il nostro ego può tirare fuori in forma anche abbondante, forse troppo. Siamo in 4, siamo tutti vulcani, siamo tutti produttori, siamo io, Gianni Maroccolo, ex CSI, un certo periodo anche CCP, prima diciamo cellula dei Elite Fever,
Riccardo Sinigaglia, che è quello che ha praticamente tirato fuori dal cilindro tutta la new wave romana, Damas Gazzè, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, sono passati tutti quanti dal suo mixer all'inizio, gli stessi Tiro Mancino. Vittorio Cosma, che è più famoso per essere il ballerino del Pippero, nonché tastierista aggiunto delle storie tese, però voglio dire, è un autore di colonne sonore, produttore storico di quando si facevano ancora i dischi, quelli veri che vendevano tante copie, lui ne produceva tantissimi. No, ma infatti siete dei 4 presidenti più che 4 producer lì, come diciamo eminenze, esatto, nella musica italiana. E cosa hanno deciso di fare questi Fab Four della situazione? Di cercare un'esperienza, delle coordinate per un'esperienza sonora che fossero assolutamente inedite. Per cui noi sapevamo che ci saremmo chiusi in uno studio a Garlasco, in quegli studi tipo anni 70 dove si può anche dormire, puoi suonare a qualsiasi ora. Per fare cosa non lo sapevamo ancora. Sapevamo che non avremmo voluto fare canzoni perché nella nostra vita, diciamo, più ordinaria, tutti quanti abbiamo a che fare con le canzoni sono meravigliose, mi piace ascoltarle, mi piace scriverle, ma la canzone è un po' dittatoriale, diciamo, ha delle sue regole di funzionamento che sono molto solide e molto rigide. Tutti quanti volevamo prenderci una vacanza dal punto di vista attitudinale, dal punto di vista sperimentale, dal punto di vista proprio del rapporto con la musica. Però questa musica doveva servire a qualche cosa, non ci bastava fare delle improvvisazioni sonore. Abbiamo deciso, provocatoriamente anche, di sostituire quello che è l'elemento poetico, insomma, della canzone, della melodia, del rappato, con la scienza. Abbiamo pensato che la scienza avesse in sé una potenzialità poetica, una densità poetica uguale se non superiore a quella della stessa, diciamo così, forma cantata. E siamo andati alla ricerca di uno scienziato per il primo album di qualche anno fa, che era Planetario, che era un album sull'astrofisica. Abbiamo preso il direttore del Planetario di Milano, perché andando così a fiuto, cercando qui c'è un planetario, ci sarà qualcuno, parliamo con lui, vediamo cosa succede. Ci siamo trovati un personaggio incredibile, di questa cosa qua, il padre di tutti i nerd, con degli occhiali di tartaruga, scarpe da ginnastica, che faceva giusto una conferenza per i bambini sullo spazio di fronte ad un mixer, vi giuro, una roba pazzesca, un mixer di quelli più antichi, con scritto Sole, Luna, costellazione, pianeti, cioè il mixer di Dio praticamente. Scusa, ma cosa veniva fuori? Il suono del sole? No, lui nel planetario, tra l'altro quello è l'unico planetario analogico, se siete a Milano dalle parti di Porta Venezia andatelo a vedere perché è meraviglioso, dall'inizio del Novecento. Spiegava ai bambini le costellazioni e poi intanto alzava si vedeva il sole ed erano, diciamo, sono delle proiezioni, ci sono delle lenti analogiche, comunque non sono proiezioni digitali. Sì. Vabbè, a parte questo, abbiamo capito che proprio il primo passo era già quello decisivo, era già lui lui era il frontman perfetto, con questa vocina anche un po' nasale da super scienziato nerd, e abbiamo fatto un disco su di lui, cioè lui era il nostro Freddie Mercury, l'abbiamo messo davanti con il microfono, messo lì come frontman, abbiamo fatto anche una tournée con una scenografia pazzesca, e quello è stato il primo passo. Siamo arrivati invece al secondo capitolo. È uscito quest'anno un album che si chiama Botanica, con Stefano Mancuso, che invece è proprio una star internazionale, che si autodefinisce un neurobiologo vegetale, che è già una provocazione perché le piante non hanno cervello, infatti lui studia l'intelligenza delle piante in assenza di cervello, che è una roba, si potrebbero fare 3 puntate di questa trasmissione. Fanno anche con gli uomini. Tagliamo corto, però se cercate anche in rete. A seguito di questo album, di questo tour che ha cominciato a far risultare tutta la serie di Sold Out, perché è un concerto che puoi venire a vedere anche con i bambini, puoi venire a vedere perché c'è Maroccolo di CSI, perché sono io dei Subsonica, oppure puoi non conoscere nessuno di noi e comunque ascolti non solo la musica, diciamo. Ed esce, se da planetario uscivi guardando il cielo con lo stupore immutato di sempre, perché quella roba lì ancora non la capiamo, esci da Botanica, guardi una siepe e dici massimo rispetto sorella, c'è una roba pazzesca proprio. Quando mastichi l'insalata lo fai con dolcezza, esatto. Diciamo, attenzione che sta anche l'insalata. A seguito di questa cosa, e poi arrivo al dunque, abbiamo fatto una spedizione sonora alle isole Svalbard, a 1000 km dal Polo Nord. Cioè tu prendi le Svalbard, metti il dito, arrivi all'Islanda, poi tieni la stessa distanza, metti Torino e arrivi in Angola, per farvi capire quanto fossimo cagati in alto. Proprio in alto. Perché alle isole Svalbard c'è una roba incredibile che tutti dovremmo conoscere, mentre noi sappiamo tutto di tutto, delle cose più controverse, perché comunque l'informazione, il plankton dell'informazione sono le notizie, quelle che comunque fanno sensazione, scalpore, tendenzialmente quelle negative. Invece le buone pratiche fanno poco rumore. E forse il compito della musica e dell'arte potrebbe proprio essere quello di dare volume alle cose. Alle isole Svalbard esiste una cosa che si chiama Global Seed Vault, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, ma è una cosa incredibile. È il più grande frigo del mondo praticamente, il più grande frigorifero del mondo, se non ho capito male, dove però si mettono soltanto delle sementi.
No. È un contenitore di tutti i semi alimentari di quasi tutti i paesi del mondo. Cioè un'operazione per cui incredibilmente tutti i paesi del mondo si sono trovati d'accordo e hanno depositato, hanno finanziato questo tunnel enorme nella roccia arenaria, posto alle isole Svalbard perché sono uno dei posti più sicuri anche in caso di catastrofi. Noi possiamo tranquillamente. Sono trovati tutti d'accordo. Diciamo. Stiamo dimostrando a tutti che siamo perfettamente in grado di provocare ancora Certo, un bell'olocausto senza problemi. Di innalzamento del ghiaccio perché l'Artico è meno soggetto, essendo iceberg, è una questione che adesso non sto a spiegare. E anche per la temperatura, quindi in caso di blackout i semi potrebbero sopravvivere per molto più tempo rispetto ad altri luoghi. Il primo paese che ha richiesto l'utilizzo del Global Seed Vault è stata la Siria, che 2 anni fa a causa della guerra civile non poteva più coltivare grano, non esisteva più il grano in Siria. E come noi potremmo pensare erroneamente il grano del tavoliere esatto, delle noi Puglie, mandiamo, no, perché il grano ha delle sue diciamo tutte le piante hanno delle specificità, le piante alimentari hanno delle specificità genetiche. Quel grano è un grano desertico che cresce lì come solo lui saprebbe crescere e quindi è necessario che siano proprio semi di quelle coltivazioni. Questo è il motivo per cui esiste il Global Seed Vault. Noi siamo andati come The Producer a fare un'improvvisazione, la trovate anche su YouTube proprio in questi giorni. The Producer con la D, Svalbard Session. Di fronte alle porte del Global Seed Vault abbiamo fatto una celebrazione, un ringraziamento con una troupe che ha fatto le riprese col drone, si vedono questi posti meravigliosi, queste prospettive artiche. E io, Marocco, Lo Sirigalli e Cosma, con la sensazione anche di chi non vorrebbe infrangere quel silenzio. Potete immaginare a 1000 chilometri dal Polo Nord che silenzio meraviglioso ci sia, e la consapevolezza che tutto quello che facevamo era live and direct, completamente improvvisato. Ci eravamo solo messi d'accordo sulla tonalità dopo diverse discussioni. Una jam session lì davanti. Esatto, ma una jam session in assenza cioè in un luogo che intimoriva proprio a suonare una sola nota, quindi è una cosa molto, molto intensa, una delle esperienze musicalmente più incredibili che abbia mai fatto. Questo, facciamolo Paolo. Ora però tu hai fatto qualcosa del genere anche con quelli che sono i suoni di Torino, perché praticamente li hai messi non in un frigorifero perché non ce n'è bisogno, ma hai preso anche i suoni dei frigoriferi, credo, di qualche locale per te importante. Adesso questo non lo so, però che cosa hai fatto qui? Per quanto riguarda invece The City, adesso faccio il presentatore, tu ti sei preso la briga di andare a ascoltare i rumori della nostra città e di registrarli, farli diventare musica, dico bene? Allora, sempre durante il 2017, a seguito dell'esperienza di cui parlavo prima con i rumori, sempre io e Daniele Mana alias Vaghestelle, insieme a Emanuele Cisi, che è un sassofonista di Torino. Bisogna sapere che, cioè, io so che a Torino ci sono molti intrippati di jazz, da sempre lo so, da piccolo cercavo anche di imparare a suonare il jazz, poi io colpa di Piero Angelo. Mi sono accomodato meglio su cose un pochettino più confortevoli da suonare. È chiaro, sono proprio... E quello che mi è sempre sfuggito, perché poi noi torinesi siamo campioni nel farci sfuggire le cose incredibili che questa città produce, è che a Torino esistono alcuni fra i jazzisti più importanti del mondo, sicuramente d'Europa. O perché sono nati a Torino o perché hanno scelto Torino, come Gianluca Petrella, per esempio, trombonista, Flavio Boltro, che delle valli comunque di Torino, Enrico Rava, lo stesso Emanuele Cisi, Furio Di Castri, perché a Torino, quando c'era la televisione qua, tipo prima del ventennio, durante il ventennio anche questa cosa qua, sì, no. Era il luogo, voi immaginate la palazzina di Via Verdi, era come avere Rai, Mediaset, Netflix, la 7, tutte le case discografiche e tutte le radio in un unico luogo, perché lì a Torino c'era la radio, all'epoca c'era solo la radio, c'era una sala per orchestra e tutti i musicisti volevano venire a Torino a farsi ascoltare dal maestro Barzizza o dagli altri maestri orchestratori, perché quello era l'unico modo comprese tutte le case discografiche, non so se l'ho detto. No, era proprio perché era qua, diciamo, il centro era un Quindi retaggio del fatto che eravamo capitale d'Italia, era rimasto ancora lì soltanto sulla questione comunicazione, diciamo. E da lì c'è sempre stato questo filone legato agli strumenti quindi al jazz, che fa sì che il motivo per cui a un certo punto io e Daniele abbiamo voluto fare un tributo alla nostra città, anche dopo aver incontrato Emanuele Cisi, e contemporaneamente volevamo fare qualche cosa con lui perché era un personaggio molto, molto vulcanico. Emanuele Cisi, tra l'altro, è stato votato per 2 anni in seguito miglior saxofonista italiano dalla rivista online Jazz It, che è una delle più autorevoli. Jazz It. Per noi
usare la città come riferimento sonoro, indagandola di giorno e di notte, andando in giro con i microfoni sui tram, nelle fabbriche, di notte a prendere le rotative della stampa, rischiando la vita, perché io e Dani siamo gobbi, siamo andati allo Stadio del Toro a prendere il clap degli Ultras, perché sono stati siete andati lì comunque con quelli del Toro perché non sono più caldo, diciamo che un gobbo di merda è volato quel giorno lì, però comunque eravamo scortati anche dai capi Ultras, eravate lì a lavorare come una troupe, e quindi abbiamo rischiato anche la vita per un clap, voglio dire, è una cosa molto eroica. Però abbiamo trasformato la città, suoni del mercato, le fontane, mille altre cose anche suggestivi, i cucchiaini di Mulassano a fare i triangolini come fossero i triangoli funky e i bidoni dell'immondizia contemporaneamente. È vero, io vedo qui che ci sono dal bidone Amiat, ci sono tutta una serie di quadratini, diciamo, che raccolgono il suono di tutte queste cose qua. Poi effettivamente dirvi come lui li abbia utilizzati adesso io non saprei, però so che ha fatto delle canzoni col suono delle porte del tram che si aprono e si chiudono. Abbiamo trasformato la città di Torino in un corpo ritmico e sostituito quello che nel jazz rappresenta la frenesia urbana, cioè la batteria. Abbiamo tolto la batteria e abbiamo messo direttamente la città. Subito, così. Per scoprire che in realtà non è così alienante, perché questi suoni che noi abbiamo tagliato, per esempio, questo mi piace tantissimo. Sono gli scambi del tram presi nel deposito dell'Amiat. Sembra un rinshot Studio One, Giamaica. Sì, è vero. E qui c'è molto... qui c'è anche un po' di riverbero che... Va a capire. Dal motore di un pullman abbiamo tirato fuori una cassa. Questi sono i club dei tifosi del Toro tagliati un po' stretti, si riconoscono poco. I bidoni, messaggio di prova su canale interno e robe di questo genere. Questo è il ritornello praticamente del pezzo. No, c'è un pezzo che fa la prossima fermata invece. C'è, vedi che avete dovuto fare E abbiamo fatto un album praticamente jazz con tutto quello che però comporta la relazione che il jazz può avere con altri generi, quindi abbiamo invitato anche Ensi a rappare, quindi questo album jazz diventa anche hip hop in un brano. Unica ospite non torinese, Petra Magoni, che è una delle voci migliori che insomma il jazz e dintorni abbiano espresso in Italia, a cantare anche una canzone, quindi un album. Devo dire che in tutte le mie sperimentazioni alla fine io voglio che questa cosa sia comprensibile a chiunque, anche ai non alfabetizzati, anche ai non intrippati, quindi c'è della sperimentazione e si sente, però chiunque può ascoltare quell'album senza sapere nulla, come deve essere in tutti i casi a mio avviso, e comunque catturare, capire che c'è qualche cosa. Se volete posso per farvi capire meglio anche solo 30 secondi. Fai sentire come poi si compone, diciamo, una musica con questi frammenti che uno dice ma come sono i suoni che faccio normalmente, che sento, invece no. Poi per esempio, parlando, i mezzi di trasporto sono le cose che abbiamo più nelle orecchie, sono dei tratti più distintivi particolari. C'è un brano che si chiama Ravabus e quello che sembra un ride è lo sfiato della porta del tram, è tutto il rumore ritmico è dato dai suoni estratti da un tram, con Enrico Rava, che è il jazzista italiano più famoso al mondo ed è uno dei più importanti flicornisti del mondo. Quando lo chiamavamo rispondeva da Singapore, anzi da Singapore. Girano loro. Sempre quotidianamente in tour, e collabora con musicisti di tutto il mondo. Abbiamo dedicato a lui questo Ravabus immaginando una corsa notturna di un pullman che si perde nelle periferie e alla guida Rava con il suo flicorno. A un certo punto si sente, se abbiamo pazienza di ascoltare, anche un'armonia fatta con i campanelli del tram e del bus mescolati insieme, armonizzati per quarte, un po' alla Miles Davis, per far capire come abbiamo usato proprio la città, siamo entrati dentro l'anima sonora di questa città e tra l'altro dentro anche un momento storico. I suoni della Torino di oggi sono diversi di quelli di 20 anni fa, sono diversi da quelli che ci saranno fra 10 anni, quindi è un po' una forma di storicizzazione in io tempo questa reale. cosa qua, figurati, ma quando andavate tipo nei bar a prendere i cucchiaini, cosa gli stavate dicendo? Stiamo facendo un film, non è che potevi dire sto facendo un No, disco. da Mulassano gli abbiamo spiegato tutto. Sì, ogni tanto quando beccavamo una group per strada era più difficile, in effetti. Esatto. Però no, abbiamo trovato tutti quanti molto disponibili. Alla fine i tipi della GTT dopo 3 ore e mezza, in effetti l'asta che serviva per scattare gli scambi ce l'avrebbero voluto dare in testa forse, però sono stati gentilissimi. Tutti è una anche cosa loro. che non capita mai. Allora adesso noi sentiamo. Se volete anche su YouTube c'è addirittura una prossima fermata, The City, un video fatto con una telecamera praticamente messa davanti al tram che fa vedere che cosa, se i tram avessero occhi, che città vedrebbero. Noi possiamo vedere una Torino attraverso gli occhi del tram, che comunque è anche un'altra esperienza, eccetera. Questo è Ravabus, giusto per avere un piccolo assaggio.
Tutto il ritmo è dato dal rumore del tram. Quando parte. No, ma arriva adesso il campanello, aspetta. Campanelli del tram. Insomma, questo è uno dei brani più d'atmosfera, ci sono anche cose più Che sembra un tram strutturate. cinese poi questi campanelli così, diventa un viaggio orientale quasi, una cosa così. Vedi, poi uno sale sul tram e non ci pensa mai che potresti essere quasi sulla grande muraglia. E Max, quindi come dire, tu ti stai facendo intanto questo frigorifero, diciamo, di suoni di Torino, quindi probabilmente adesso questa sarà la prima release, tra un tot di anni andremo a vedere quali altri suoni si sono aggiunti, perché se non ho capito un po' questo il progetto che comunque diciamo, è messo in cantiere. La possibilità di fotografare anche. No, addirittura potremmo farlo anche per altre città. E poi ultimamente ci siamo anche impratichiti a tirare fuori la melodia anche da cose. Qui ci sono gli strumenti che fanno le parti armoniche e melodiche. Abbiamo ancora tempo di parlare di quando ci siamo fatti prendere in giro. Cioè diciamo che voi una volta che avete superato questa prova qui siete riusciti a fare un pezzo prendendo questi suoni qua, poi avete detto vabbè, da lì in poi è tutto in discesa. E questo è divertente. Siamo andati come è cominciata l'idea? Ecco, dalla Red Bull, che ha due scuderie di Formula 1 e una Toro Rosso, a dirgli noi potremmo fare dei brani con i rumori della scuderia. Siamo andati anche un po' a portarlo altrove questa esperienza di... ci hanno ricevuto i manager di Red Bull e hanno subito avuto un po' da ridire, dice, ma la Ferrari ha fatto una cosa simile. Fortunatamente io ho sentito il pezzo della Ferrari e ho detto sì, ma la Ferrari ha preso i suoni di un'automobile, li ha usati ritmicamente e poi sopra ci ha messo i sintetizzatori, ha fatto il pezzo con la cassa dritta. Certo. C'era lo sweep, c'era il motore che cresceva, accelerava. E gli ho detto, noi invece potremmo fare tutto quanto, armonia e melodia, solo con i rumori della Formula 1. A quel punto Daniele mi ha guardato, avete presente i gatti quando stanno davanti ai fari del pullman in mezzo alla strada con quello sguardo di terrore paralizzato? No, cosa stai immagino, dicendo? Come fai? Io ho detto, non lo so cosa sto dicendo, cosa stai dicendo? Perché Per esempio, spiegateci, banalmente, se prendi un clacson, per esempio una nota, tu la puoi armonizzare. Certo. E loro cosa mi hanno risposto? Come ti risponderei io? Ma la Formula 1 la guardi e clacson, non c'è il Formula clacson. 1, mi sembra difficile. A peggiorare la situazione è stato Daniele che è intervenuto in mio soccorso dicendo sì, no, ma per dire, noi per esempio possiamo partire da uno sportello che sbatte. Bravi, proprio sportello nella Formula 1, chi ce li ha mandati? Comunque morale invece non si sa perché inspiegabilmente hanno deciso di affidarci lo stesso lavoro e non era per niente semplice perché avevamo 3 giorni di tempo, 2 dei quali passati a Misano nella pista di test di quest'auto, uno dei quali passati negli stabilimenti dove 40 tecnici avevano tutt'altro per la testa, che facevano proprio H24 per arrivare in tempo a presentare il veicolo, che avere 2 scemi con i microfoni che andavano in giro a chiedere di spegnere l'aspirapolvere per prendere meglio il rumore dell'abitatore. Siete arrivati lì anche, diciamo... E in effetti anche questa melodia, dove l'avremmo presa? Fortunatamente abbiamo capito che dalla registrazione, abbiamo fatto un sacco di registrazioni con registratori analogici e digitali. A un certo punto il motore ha espresso 2 note proprio nette sulla pista, abbiamo deciso che quella sarebbe stata la linea melodica. Ma quando esprime una melodia, qual è il problema? Che devi mettergli almeno un basso o un'armonia, non può rimanere ritmo e melodia. Quindi dopo ore di ascolto ci siamo resi conto che un carrello aveva un segnale di quelli fatti proprio per avvisare degli spostamenti che dava una nota, intonandola 2 o 3 ottave sotto abbiamo realizzato che quella poteva essere la forma d'onda per un basso e abbiamo creato un brano che fosse anche un po' taurinico, nel senso che Toro Rosso è chiaro, che esprimesse, che faceva più o meno così. Tra l'altro noi proprio senza rete abbiamo registrato, scritto in mezza giornata, mixato e spedito a Barcellona, dove i piloti, scoperchiando il veicolo, facciamo partire la musica di fronte alla stampa internazionale. Quindi anche la produzione è stata Toro Rosso, quindi avete dovuto fare una roba così. Esatto. Cotta e mangiata. No, questo cosa ho fatto? Aspetta, fermi. Ho dovuto fare una cosa di questo tipo.
tutto fatto esclusivamente con i rumori catturati in 2 giorni fra pista e stabilimenti. Sareste in grado di fare, come dire, il ritratto sonoro di qualunque situazione? Potremmo tentare di fare una sinfonia di una città cercando di estrarre da un campanile, che ne so, una forma d'onda di una nota, piuttosto che questo potrebbe essere il next level. Esatto, il prossimo passo. Come dire, io non vedo l'ora di ascoltare queste tue sinfonie, spero anche di trovare prima o poi un audiolibro dove ci sei tu che racconti a qualcuno di Torino, così, perché sarebbe una roba un'esperienza straordinaria. Io spero che prima o poi succeda. Max, che dire, è stato un grande piacere e ti faccio un grosso in bocca al lupo ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutte queste cose che stai combinando e per quelle ancora che farai. Io spero che tu resti qua con noi questa sera, perché noi abbiamo ancora fior di musicisti, però io a questo punto direi dovete aiutarmi, facciamo un grande applauso, perché è stato veramente un momento per me almeno, diciamo, particolare. Ci abbiamo anche il premio che non ho dato io, ma è stato Giulio Tedeschi, e quindi facciamo anche un applauso chiaramente a Giulio Tedeschi. Grazie Giulio.